Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano, siamo alla stagione 86-87, buona regular season, purtroppo Bird è fuori 2 mesi per un gomito rotto, adesso dovremmo capire come fare. Andiamo a vedere le classifiche, noi siamo, attenzione, addirittura secondi nella conference, quindi stiamo calando ulteriormente bene. Nella Western i Clippers dominano, i Lakers non è... Mamma mia, Lakers disastrosi, finita l'epopea lakersiana. Godo perché sono i Clippers, quindi cambia poco. Ok, Magic Johnson vince anche i Clippers l'MVP. Ok, Mark Price matricola, Kenny Walker sesto uomo, Michael Jordan difensore, John Stockton giocatore più migliorato, Billy Cunningham allenatore dell'anno, Christopher Bell amministratore dell'anno. La vedo duretta come siamo messi qua. Larry ancora non è tornato, Dio Cristo. Siamo senza Bird, è pazzesco, è pazzesca la sfiga che abbiamo, è a dir poco mega galattica. Vinciamola prima. Devo fare a meno di Bird. Attenzione, perdiamo all'overtime. Dio Cristo, Dio Cristo. 1-1, ma senza Bird è chiaro. Veramente una sfiga atrocissima. Attenzione, perdiamo anche questa, non ho parole. Torna Bird, ma no, non avevo neanche il playmaker rotto, ma Dio Cristo. Ancora vabbè, la vedo dura poter vincere così. Mamma mia, ragazzi. Crisi nera per Boston. Eh sì, prendiamo le bombe. Usciamo subito al primo turno con Bird rotto. Non ho parole, non ho parole. I Clippers di Magic Johnson e Michael Jordan vincono il primo titolo Magic MVP. Nulla da fare, ragazzi, niente da fare. Siamo in una crisi nerissima. I Bulls in finale perdono. Io proverò un altro anno, però veramente la prima parte della carriera con Bird sta andando malissimo, come si ritira Karim Abdul-Jabbar. Infortunio potente. Peccato, veramente disastro. Abdul-Jabbar chiaramente va nell'Hall of Fame. Ritirate le maglie. Tante immagini cambiano. Ok. Ah, noi abbiamo l'ottava, ok. Ah, qua era forse allora. Boh. Ottava scelta, neanche male. Mamma mia, che disastro, ragazzi. Sono scioccato. Draft NBA. Siamo veramente in crisi. Prima scelta Reggie Miller ai Seattle Supersonics. David Robinson, Golden State. New York, Reggie Lewis. Cleveland, Scottie Pippen. New Jersey, Derrick McKay. San Antonio, Kenny Smith. Los Angeles, Kevin Johnson. Boston, vediamo chi c'è. Horace Grant. Moxie Books. L'avevo fatta quasi per ottava scelta. Mettiamo Horace Grant. Va bene.
Ancora Muggsy Bogues? Vabbè, certo che me lo prendo. Ah, dai, questo è stato un buon draft. Allunghiamo la squadra, magari, però certo che sfiga, oh mamma mia. Va bene. Reggie Miller, Robinson, Lewis, Pippen, McKay, Smith, Johnson, Grant e tutti gli altri. Assolutamente, questo anche no. Tutti accettano. Va bene. Tanto ha già vinto un titolo Michael Jeffrey. Allora. Ciao. Parrish. 33 anni. Ma ancora... Ah, ok, pensavo che ancora Magic. Worthy. -6. Strappo al tendine. A sto punto potrei cambiare da 3 anni. Parrish lo lasciamo. Sì, rinuncio ai diritti, rinuncio. No, lui lo teniamo. Ok. Progressi giocatori. Mamma mia, dobbiamo veramente sistemare molto bene tutto. Ritorna a Bird, ma adesso... Vabbè, adesso ci ragioniamo, dobbiamo cercare di fare una bella squadra perché siamo in grossa difficoltà. Riempie automaticamente. Ok. Raga, siamo andati avanti, abbiamo chiuso la stagione 86-87, siamo all'87-88, ho fatto grandi cambiamenti. Allora, intanto vediamo la classifiche. Primi di nuovo a est, però i Clippers, ragazzi, 70-11, cioè sarà quasi impossibile vincere. Ho fatto anche dei grossi cambiamenti da un punto di vista di roster. Abbiamo Paxson e Bogues, quindi abbiamo belle alternative. Poi abbiamo Brian Scott, Larry Bird, Vitaly Hampton, perché Pat Ewing, abbiamo un altro rotto, Horace Grant, leggermente infortunato, e comunque abbiamo fatto buoni acquisti con il draft. Siamo riusciti a portare a casa Pat Ewing, ragazzi, abbiamo venduto McHale, che ormai era vecchio, e vediamo se Pat Ewing ci può regalare sto cacchio di titolo con Bird, che non riusciamo a portarlo a casa. Opzioni, impostazioni, no, scusate, impostazioni, posizione, stiamo sempre sull'R, grazie. Ok, Magic Johnson vince ancora, ragazzi, l'era di Magic, Bird sta veramente faticando. Reggie Miller matricola, ci sta. Alex Ox, sesto uomo. Hakeem Olajuwon difensore. Gerald Wilkins migliorato. Bill Cunningham allenatore. Christopher Bell administrator. Ok, anche MJ leggermente infortunato. Larry Bird c'è. E andiamo, siamo contro New York. Concediamo più minuti a Larry. La squadra c'è. Abbiamo anche belle riserve. Sto facendo di tutto per portare a casa sto titolo, raga. Cioè... Ok. Veramente più di così. Però si fa fatica, Beppe, si fa fatica.
Tanto Magic, prima con i Lakers, adesso con i Clippers, ragazzi. Magic sta veramente... Cioè, sono gli anni di Los Angeles. C'è poco da fare. Solo che lo scambio ai Clippers è pazzesco, veramente. Uno scambio senza un senso. Logique. Ok, un buon 3-0 contro Detroit, squadra rognosissima. Attenzione. Oh no, scusate, i Clippers ancora sono 2-0. Sì. Vaneggio Kumendiano. Clippers Kings, Houston, Portland, Milwaukee, Washington. Ok. Mamma mia, le dura, le dura, le dura. Gara 1 la vinciamo. Clippers, cioè, ragazzi, mi sto beccando un Magic però veramente senza senso, cioè non so più che fare. Poi con Jordan, insieme a Jordan, poi cioè illegalità allo stato puro. Qua siamo agli sgoccioli con Larry perché mi hanno dato una data che non voglio spoilerare, ma cioè, almeno un titolo, volevo portarlo a casa. Cerchiamo di chiuderla veloce. Ok, 4-0. Adesso abbiamo Houston, le Clippers, che c'è Houston di Malone e Stockton, con i Bullets, altra squadra rognosissima. Vediamo se ritorna la sfida Bird Magic, ma con i Los Angeles diversi. Mamma mia, che Myers finora. Tanto i Clippers ovviamente vincono. La vedo bruttina con Jordan e Johnson. Houston però pareggia, attenzione. Houston pareggia. Noi abbiamo creato una bella squadra comunque, pian pianino ce l'abbiamo fatta. Ah, però i Bullets vincono. I Clippers vincono. Ok. 2-2 lottati. Houston è forte. Anche Houston è forte, ragazzi. Anche Houston è forte. Attenzione, perdiamo. 3-2. Che palle. Per i Clippers. Per piacere, non andiamo a gara 7, grazie. Ok. E vediamo dall'altra parte. Celtic Clippers ancora contro Magic. Oh madonna, Magic e Michael, e anche Sam Perkins comunque. Chiaramente il fattore campo sempre, Clippers Arena. Vai. Altra chance per Larry. Però sarà così stavolta. Ci facciamo solo la parte finale. Sarà durissima, sarà durissima. Che palle. Gioca. Più 3 LA, no, più 3 Los Angeles Clippers. Grande Larry. Grande Larry. Grandissimo Larry Bird. Love the hustle. Petrovic knows he has to stay ahead on the fast break. Here's the pass to Cummings. Here's Whitman. Pass to Finley.
A shot that time. E sbagliano anche loro. Excellent defense there from Ewing. Scott against Pierce. Bird looking it over. Over Finley. No, la sputa il ferro, ma porca mia, che occasione buttata via. Ancora Magic. Attenzione di chi, bella, bella. Jordan, he's checked in for the Clippers. Luka Jordan e Moso Horace Grant, he's checked in for Petrovic. Here's Bird. Larry, yes, only rete. Such intelligence from Bird. Excellent job cutting up defenses and screen and rolls. And the Clippers. Really making a difference here. They simply have no answer for him right now, and he's making them pay dearly for it. È incredibile, sto Magic Bird continua e sembra non finire mai. L'NBA è Los Angeles, questi sia Clippers o Lakers. Now he was quite encouraging in the huddle. He said, "Look, you're fighting out there, fellas. I can see it. I No. need you to keep giving everything you Yes, have. calma. Bring this one home. See if they can pull it off, guys." Okay, David, thanks. Bird outside. Penso. Bravissimo, oh yes. Grande Horace. Now it's a 3-point Celtic lead. Well, you pay so Michael much attention to Jeffrey Bird, Jones. that opens things up for others. Jordan up top, defended by Scott. Here's Johnson, plays it up. Bello, questo purtroppo è un bel tiro. 30 punti per Johnson, che è ancora, ragazzi, nel suo prime. And that's exactly what coach needs from him. A big offensive effort down the stretch. Here's Grant. Peccato. Great No, Horace, no. trip to the line. Hey guys, what do you think about the offensive approach we've seen so Yes. far for the Celtics? Well, throughout this game, they've been lighting it up from mid-range. I love seeing that. È finita l'era dei Lakers, ma è iniziata quella dei Clippers. Sono i campioni in carica. A lot of points tonight off transition play. Running the floor and using the fast break to beat the defense down the floor. Sbagliano. Hopkins kicks to Cummings. It's a nice passing here by Los Angeles. Attenzione da solo però. Here's the teardrop. That's Cosa ha it. messo? Ma che culo, ma dai, ma non può metterlo così. Defense draped all over him, no issue for Terry Jones. Still able to knock the shot down. Incredibile. Grant sets a screen for Bird. Thank you. Larry Bird. This is where Bird shines. The bigger the moment, the more he wants to capitalize. The Clippers trail. Jordan right side. Got that one. Michael Jeffrey la mette troppo Jordan's got forte 6 MJ. points in the quarter. It is a given. Jordan loves delivering in these big moments. When it's an important possession, he wants the ball and the shot. Bird passes Se ne Pat Ewing. Non può sbagliarla così Pat. E Pat la mette. Ewing's got 12 points here in the second half. A Grande timely Pat. bucket by Patrick Ewing. His team depends on him to come through in the big moments, and more times than not, he delivers. Jordan passes to Johnson. Good on the bucket. Niente da fare. He's got the game tied up here Punto for su the Clippers. punto. This is who this squad wants taking big shots. Johnson is up to the challenge, showing real leadership there. Bird passes to Grant. Perkins pulls it in. Non ci credo, non posso vincere con Bird, incredibile. That's about 43%. Pass to Finley. And Ewing Stoppata sends it back. mostruosa qua. The fiercest defenders in the game. Patrick Ewing, outstanding. They double team Bird to the wing on the left. There's a minute 40 Bravissimo blocco, yes! C'è un rotto. Does not look good. Yeah, he's hurt, has to come out. It's an C'è un unfortunate infortunio. situation. Man. Well, we are all wishing him the best. This game is better when he's on the floor. And the Clippers making a switch here. C'è un rotto. Pierce is checked in. E
MJ. E lo sbaglia Godo. No ragazzi, senza senso Bird. Looking calm under pressure. You can tell Scott has confidence in himself to very big shots. Altro errore, la prendono, che bavosi. Palma, dai. I like the try. Make them shoot for it. Purtroppo la mette il primo. Mette anche il secondo Perkins. I think Perkins will come through for his team. A steady hand at the line in a tough situation narrows it to a one-possession game. Grant kicks to Bird. Yes! Solo rete! And he thrives in these moments. When the stakes are high, his team knows to get him the ball. Always going up for the alley-oop. Mamma mia. And the jam by Terry Cummings. How about the clutch shot from Cummings? This guy knows how to deliver. The Celtics shooting has been terrific. 54% on the game. Bird passes to Ewing. No? Ah, l'errore che non dovevi fare. Strong defensive effort to force the miss. No, Larry c'è! Larry c'è! Talking about much in the clutch. Timeout. Come through right there. Big time shot for sure. Guard's got to help his confidence as Signore Larry vuole questo titolo. And the Clippers call time here. They're trailing by 4. There's 37 seconds left in the fourth quarter. Larry vuole questo titolo. There's 37 seconds left to play in the final quarter. Calma raga. Dobbiamo prenderci il fattore campo ragazzi. Here's Pierce to the inside. Guarda cosa fa Jordan. And he has brought them to within 2 Mamma points. mia. Well, Jordan has been fantastic. This is their chance to stretch the lead. Fallo su Bird. The big mistakes. Just execute. Il primo va. And you know these moments don't phase Bird. Neanche il secondo. He enjoys being the guy to take a critical shot because he's got all of the confidence in himself. Guardatelo Larry gasatissimo. two-possession game. Los Angeles calls timeout. They're down by 4. 27 seconds left in the fourth quarter. Over to the left wing. Here's Jordan. It's good. Mamma mia, cosa ha messo Jeff. 2 points. Well, you just gotta love his competitive spirit. Jordan never gives up on the game, always competing. And they just stop the clock, so there's a foul. Prego Paxson. To extend this Yes. game, that's why they did what they did there. Yeah, so they had to foul there. With a little luck now. And he Yes. hits 4 free throws here. So now it's a 4-point ball game. And 20 so secondi, Jordan will bring attenzione, it no, up to the Jordan Los scappa Angeles via. Clippers. Passes it to O'Corn. There's the 3. Non poteva metterlo, dai. And now an intentional foul. They need the ball back as soon as possible. Oh yes, oh yes, oh yes. E vinciamo gara 1, e vinciamo gara 1. Mettiamo già il nasino davanti. The NBA playoffs continue. Just 2 teams remain. They are battling their way toward this title. Game 2 of the finals. Our game tonight. Ci si va. Questa sembra un po' più duretta. Qua le prendiamo malissimo. Brutta sconfitta, 1-1 subito. I Clippers ci hanno dimostrato essere leggermente forti.
And it's the start here of Game 3 of the NBA Finals. 2K Sports postseason presentation of the Siamo al NBA. Garden, per assumere da vincere le due al Garden. Tonight we'll see the Boston Celtics as they play against the Los È questo che dovevamo fare. Inizio che non mi sta gasando. Ma porca puttana, però. Siamo abbastanza vicini. Vai. 3 punti di vantaggio per LA. Per Los Angeles. Here's Bird. Scott with the screen on Cummings. Bird. Grande Larry. And it's the Non Clippers c'è niente with da the fare. rebound. Johnson's got 5 rebounds tonight. And that one clearly a foul. Gets the whistle. 2 shots coming. Va bene. Magic is one of the most exciting players in the game. Because his level Magic mette il primo, non so un cazzo. And Johnson drops them both. This is what Niente, makes noi him perdendo tough. il fattore campo non vinciamo mai, di solito è sempre così contro Magic, che sia Clippers, Lakers o quello che volete. Pierce defending. Bird dishes to Bogues. Back to Bird. Scott with the screen on Cummings. Bird passes to Scott. Bird with it. He's covered by Gill. And a lot of Fallo su lei, bravo, si usa un fallo veramente difficile qua. E Larry 1. And the Celtics making a change here. Grant's checked in. E Larry Bird 2. hits them both. He can do so much damage from the line. The defense has to be more careful around him. Pierce up top, defended by Scott. Here's Curitan. Rebound, Buono. Grant. Grant's got 6 rebounds in the game. Nice ball movement by Boston. Bird looking Con it calma over. ragazzi, con calma. Bravo Larry. Out to Scott. On the wing, Bird. Goes back up. Good. Bravo Larry, mamma mia. Grant's got his 3rd assist on the night. And Bird is so intelligent at reading shot trajectory, which is why he's able to grab offensive rebounds. Incredibile. Here's Gill. To Johnson. E la sbaglia Magic. I love how he challenged the shot. That takes some guts near the hoop. No, da solo la sbaglia. Porca puttana, fondamentale Would have questa. put them on top. Era fondamentale. Pass to Gill. Sbaglia ancora però Los Angeles. Number 9 now. What an effort here tonight. Bird passes. Bravissimo, sì. What a gifted passer. Bird enjoys shredding defenses and pick and roll. Bravi, And bravi. the Clippers call time here. È fondamentale ovviamente vincerla questa. Checked in for Gill, and Jordan subbed in for Pierce. And let's head over to the sideline and catch up with David Aldridge. No, da Thank you, solo guys. però. Billy Cunningham had some words for his team vabbè. during the break. He said they played well in certain areas, but the lack of detail to the defensive boards has allowed their opponent too many second chance opportunities. That, he said, is the difference in Bravissimo this game. Pat. They have to get Ma Larry easy la on sbaglia the da glass, solo Kevin. ancora però. All right, thank you, David. Adesso le cose che andavo a fare. Brings the ball up. They've led by as many as 11 Va bene. points. Textbook alley-oop finish that time by Jordan, picking a clean pass right out of the air for the big slam. And given how well he shoots from the Fallo. line, this is not a good foul. You've got to avoid that at all costs. And let's quickly check out the scoring breakdown here for Los Angeles. Well, you know, for me, when you can Sempre un convert punto di this many distacco, times ma in the paint, I think that's a sign that your offense is really in a healthy state. You also can't ignore the good job they've done rebounding on the offensive end tonight. That hustle has been well rewarded with ora second chance Michael cosa points. fa? Here's Jordan. Rebounded Ogni by tanto the sbaglia anche Michael Jeffrey per fortuna. And here we go. Fast break. Yes. Bird's got it. The shot's good from Paxson. There's the peripheral vision we talk about. Bird finding a wide open teammate. The Clippers trail. Johnson outside.
Johnson la mette facile facile. 35 punti, 14 assist. Johnson è ancora devastante. Johnson is up to the challenge, showing real leadership there. Back to Bird. Jackson with the ball. Grant with the screen on Cummings. Bird, the Vaiolas, bravo. Siamo gente grossa, siamo gente forte adesso, stiamo giocando meglio. 1-1, gara 3. Possono metterle tutte però. Jordan's got assist number 10 tonight with that last one. Palle, madonna. Bird outside. Pat. Poi Pot, bravo. Well, this team relies on and leans into Ewing to deliver in big moments. Not letting them down there, no sirree. Getting it done. Jordan high post. And there's the foul. It'll go on Patrick Ewing. Bah. Ballo un po' così. Johnson kicks to Jordan. Back to Johnson. Cummings dishes to Perkins. No. Just four to shoot. Non può metterla da là. Godo. Johnson can't get it to go. Here's Bird, and it's Bird. Silenzio, grande Larry. Calma, calma, sono fondamentale andare sul 2-1 con ancora il fattore campo a noi. Sbaglia ancora, attenzione è tesa adesso. Il Garden è una bolgia. Non puoi sbagliarmela così, Bird, però. Brutto errore qua. Cumming. Sì, sì. 1 su 2, va bene. I love the fact they've done tremendous work on the offensive glass. A lot of second chance opportunities as they kept that ball alive. Bird outside. Si vede che non è un play, bellissimo da solo, non lo mette, non abbiamo tirato. Non ci credo. Devo perderla, porco Diaz, devo perderla. Buttato via un piccolo vantaggio. Meno male che c'è fatto. Mamma, sei dura. Mamma, sei dura. Attenzione Michael. Anche Michael sbaglia. Non ci credo, 2 rimbalzi offensivi. Non ci credo. 2 rimbalzi. Vabbè, dai, sto zitto che è meglio. No, non era per lui. Incredibile, perdo così, gara 3. Non ho parole. Non ho parole. Niente la Madrid, non posso vincere con Bird. Non posso vincere con Bird. Bird against Perkins. Bird dishes to Grant. Out to Ewing. Paxson passes to Bird. A second chance effort. Basta, finita. Andate a cagare. Andate a cagare. Niente, non riesco a farci. Incredibile, incredibile.
Quando conta loro ci sono sempre, noi mai. And here we go with Game 4 of the NBA Finals. We will see a Game 5, but will we see Game 6? That's the question. Tonight... Vabbè, ma vanno subito in fuga praticamente. Niente da fare. Sì, perdiamo, dai. Fattore campo andato. 3-1. Niente. Altra finale persa da Bird contro Magic. Pazzesco, eh. Sì, giustamente anche. Finisce qua, ragazzi. Altro successo per Magic, terza finale persa dall'Harry, incredibile. Magic Johnson, non so cosa dire. Cioè, pazzesco. Cioè, tutte le ha vinte, oh. Lakers e Clippers devastanti. Magic. 5 finali ha vinto, eh. Io ne ho perse 3 su 5, ragazzi. Non ho parole, raga. Un saluto dal Comodoro Veneziano, ci salutiamo qua. Anzi, no, aspetta, scusate, c'è prima il draft. Si ritira un po' di gente, ma anche Julius Irving tra gli altri. Grande Julius. Cambiamenti storici. Aggiungo Charlotte Hornets arrivano e anche Miami Heat. Cambia la struttura. Lotteria draft. Pazzesco, pazzesco, non so che dire. Espansione. Ah, quelli che dobbiamo... Sì, noi li proteggiamo tutti. Ah. E allora liberiamo il più vecchio, a parte vabbè. Dura che cazzo però. Box. Cliff Robinson. Chicks. Ok, bravi loro. Draft NBA, prima scelta. I New Jersey Nets. Chris Morris, Denver, Danny Manning, Tim Perry, Phoenix, Mitch Richmond, Charlotte, Rick Smith, Miami, Ronnie Sickley, Chicago, ecco che sono incazzato nero. Willie Anderson, Edwin Blackwell, Harvey Grant. Scelta draft. Allora. No, dai. Vado subito su Steve Kerr, ragazzi. Proprio subito. Grande idolo. E lo facciamo crescere, lo facciamo diventare un fenomeno. Ok, sì, draft non mostruoso quest'anno, va bene. Raga, sotto il comando veneziano ci becchiamo per la prossima season ancora con Bird. Ciao!